Ma se dobbiamo fare l'accordo, quale accordo faccio? Quello sulla cassa integrazione, se voi non li prendete e dicete state qui, non andate in via. Magari fosse e allora dobbiamo prenderne atto, perché sennò sembra che sia il sindacato che molla quando voi dite le cose e poi... Assolutamente. Allora, ma lo fai a beneficio della platea o vuoi che parliamo di robe serie? Io lo dico sul serio perché siete voi che avete detto che la fate restare qui, o no? Ho detto che faremo tutto quello che è nella Benissimo. Allora, tu sai benissimo che non è che puoi obbligare qualcuno di dire guarda, te non vai da nessuna parte, ma dai, ma tu fai il sindacato prima di me, sai? Capito, ma siccome siete voi, siete voi che avete... Siete voi che avete detto che resta qui, no? Cioè, cazzo, mica capito. Cioè, siccome andate a dire che deve restare qui e poi io devo fare l'accordo, è complicata la vita. Bella scena. Acceso battibecco nei corridoi della Camera di Commercio tra l'assessore regionale al lavoro ed il segretario della CGIL trevigiana sulla data logic e la trattativa separata che il sindacato sta portando avanti nonostante le richieste del Ministero dell'Economia. Per mettere i bastoni tra le ruote bisogna obbligarla a stare qui. Mi pare che abbia detto che non possono obbligare le aziende a stare qui, quindi delle due l'una, insomma. O mettono le bastoni tra le ruote facendolo restare qui, oppure devono darci una mano a far pagare un prezzo più alto a questa azienda per lasciare il territorio. Barbiero se ne va sbattendo la porta. Elena Donazzan chiama il Ministero per chiarimenti, poi ribadisce le fasi della trattativa. Al Ministero sono stati chiesti, è stato chiesto all'azienda un piano industriale, il che significa il mantenimento degli investimenti e dei posti di lavoro qui. Mentre separatamente e informalmente c'è stato un sindacato che ha detto che invece un accordo sui 2 anni di cassa integrazione potrebbe andare bene. I tavoli ufficiali servono per prendere posizioni ufficiali, che sono quelle che devono valere dentro e fuori i ministeri o la regione oppure le sedi di trattativa.